Tornati in studio. Allora, abbiamo scoperto la passione di Fabrizio per la canoa, poi con Fabrizio magari se avremo tempo racconteremo anche di Padova in voga, queste cose che si fanno per la gente appassionata di canoa e kayak e che si possono fare anche nelle nostre città senza nessun patema e aspettativa diversa. Ma abbiamo chi invece ha dedicato una vita anche agonistica, anche sportiva e anche di lavoro alle moto d'acqua, diciamo così, giusto? Ettore Merenda, grande campione di moto d'acqua. Allora, cioè, abbiamo visto, più o meno abbiamo tutti negli occhi come si tiene, insomma, una gara di velocità, chiamiamola, sull'acqua. La moto d'acqua è un po' diversa, no? Ci sono varie opportunità, slalom, long distance, sì. Ecco, raccontiamo un po', rimanendo nell'ambito più stretto di jet immagini, diciamo, l'ambito delle moto d'acqua. Sì, la moto d'acqua comunque nasce negli anni 60-70 in America, nelle Americhe, di conseguenza arriva in ritardo in Italia e arriva con dei problemi grossissimi, la praticità di andare in acqua a frequentare questo sport qui che è bellissimo. Il mondo purtroppo è ricoperto dal 75% d'acqua, ma purtroppo facciamo sempre fatica ad andare in acqua con questi mezzi perché siamo un po', tra virgolette, visti un po' male. Chissà perché tutte le cose un po' americanizzate in Italia non funzionano bene. Comunque io ho avuto la fortuna di andare nelle Americhe, in America, New Jersey, New York, negli anni 85 e provare questo ben articolo. Preciso che già il babbo frequentava il mondo motociclistico perché aveva una concessionaria, poi io ho seguito le orme del babbo. Però per caso... o sbaglio? Sì, sì, sì. E quindi ho seguito le orme del babbo, però con delle piccole alternative. Addirittura da ragazzino, 10 anni, facevo canoa, quindi mi allenavo perché abitavo a 500 metri dal mare, quindi gran passione per la canoa, però d'inverno poi passavo al motocross. Poi d'estate col caldo il motocross mi dava un po' fastidio perché polvere, fango, tornavo con la moto d'acqua e con la canoa perché all'epoca non c'era. Però mancava il motore. Mancava il motore, allora tra motocross e canoa mi sono trovato con una moto d'acqua in mezzo, con motore sull'acqua. Ho trovato il mio sport, ma l'ho trovato un po' in ritardo, diciamo così, all'età di 28 anni. In America a 28 anni sei ancora giovane per esprimerti a livelli internazionali e diventare qualcuno. In effetti ho 50 anni, pratico la moto d'acqua da 30, passato motocrossistico, un po' di quad, eccetera, eccetera, quant'altro. 3 settimane fa ho fatto il mondiale all'idroscalo di Milano e mi sono piazzato quarto davanti al massimo dell'espressione. Insomma, diciamo, il manico acquatica. Che in questo caso è una manettina dell'acceleratore. Sì, sì, io sono un po' un talento perché comunque avendo avuto un motore e un manubrio per 40 anni in mano, logicamente hai un punto a favore, no? Però è paradossale il fatto che sia sponsorizzato. Che la natura ti ha aiutato per dire che sei un talento. L'esperienza mi ha aiutato, ma dopo la gran passione, se non hai passione non vai da nessuna parte. Certo. In ogni sport ci vuole la passione. Ieri abbiamo visto dei campionati di calcio in Brasile e un'Italia deludente. Non si sa se manca la passione o se i soldi sono arrivati a un certo limite dove la passione non conta più niente, contano i soldi. Quindi sembravano 11 giocatori alternati che non avessero voglia di correre perché comunque non c'era di base una passione che arrivava da dentro. Ecco lì, nel nostro campo non esiste, come nei campi, in questi campi qui, canoa, canottaggio, tutti questi microsport che sono sostenuti dal CONI, dalle regioni o a volte da noi stessi, sono sostenuti per nostra volontà e per nostra passione. Perché fondamentalmente il successo arriva dalla tenacia, dalla costanza e dalla passione. Ma arriva... tutti i problemi che ci sono invece con l'aspetto della sicurezza nel mare, quindi... Ce ne sono tanti, ribadisco che andare in acqua, uscire, le zone con la moto d'acqua. In Italia abbiamo dei porti che non hanno a volte lo scivolo per alare questa moto d'acqua. Abbiamo le patenti nautiche che purtroppo dal 2005 sono entrate in vigore all'età di 18 anni, quindi tu non puoi fare formazione per i giovani perché abbiamo le scuole, però le facciamo nei laghi privati e sono a volte un po' riduttivi e molto ristretti. Abbiamo molti diciamo, divieti per far crescere il nostro sport. Ci aiuta la motonautica, ci aiuta il comune di Jesolo, ci aiuta il CONI, per carità. Però è paradossale che io da diversi anni sia sostenuto a livello diciamo, finanziario come sponsor da una casa
multinazionale che si chiama Yamaha che è in Giappone e una bibita energetica Verve che è in Arizona in America, cioè non c'è un italiano che metta un centesimo su uno sport che lo faccia a livello internazionale, mondiale. Forse perché non è visto, non è capito, non ci sono, per carità l'Italia è in crisi, le industrie sono in crisi. Ma questo sia un problema un po' di tutti, Rossano, sì, voi non avete neanche, sì. voglio dire, la bibita americana che vi sponsorizza, cioè è un problema di tutti i No, attivisti. qualche problema più grosso forse il canottaggio. Su questa cosa del talento sei d'accordo? Cioè del fatto che poi ci sono altre motivazioni, voi che siete molto puri. Il talento è una cosa che secondo me aiuta in fase giovanile precoce, che però va gestito poi crescendo, quindi entrando nel nostro caso nelle massime categorie, perché scopri a volte dei giovani talentuosi poi scoprono che prima ottengono risultati con poco e poi quando vanno contro gli avversari, quelli con la maiuscola, il talento non basta più, quindi scoprono che devono rimboccarsi le maniche. Allenarsi sempre. Condivido appieno invece il discorso della passione, che se non c'è e se non è forte non si ottengono i grandi risultati, non si ottengono i risultati che continuano nel tempo, quindi nella durata, perché poi dopo l'exploit ci può essere, però la riconferma è sempre la dimostrazione che uno sta credendo in quello che fa, gli piace quello che fa e continua a portare avanti il proprio impegno con determinazione, con continuità. E alla base di questo c'è questo termine chiaro che è la passione fondamentale. Grazie, allora, grazie Ettore. Adesso concludiamo il giro dei nostri ospiti con questa disciplina sportiva di canottaggio. Con Michele Galantucci, che è allenatore della Canottieri Padova di Dragon Ball. Bene, grazie. Allora, scopriamo, dicevamo, sempre cose nuove e lo abbiamo fatto molto spesso in tante delle nostre trasmissioni, questa del Dragon Bot, che io avevo capito Dragon Ball, penso che all'inizio. Sì, è una però battuta che si fa spesso. Allora, a questo punto ce lo racconti. Intanto abbiamo... Forse guardi troppi cartoni animati per quello. È rimasto ancora bambino. Esatto, ho guardato Violetta l'altro giorno, l'ho visto in Facebook, avete visto che ero con Violetta, ma c'era una gara di motocross, quindi nel telefilm mi sono fermato lì per quello. Comunque, avevamo un'immagine del Dragon Ball, riusciamo a farla vedere dal tuo cellulare? Vabbè, lo tieni lì fermo, la regia ci arriva intanto. Così. Beh sì, il Dragon Boat è una disciplina che adesso è nata in aggiunta alla canoa, al canottaggio, alla Canottieri Padova. È una disciplina molto carina, anche se anche questa molto faticosa, perché comunque consiste in un'imbarcazione che tiene 20 atleti, 10 da un lato sinistro e 10 dal lato destro, davanti c'è il tamburino che batte fondamentalmente il tempo e dietro c'è un timone. Alla testa, davanti all'imbarcazione c'è proprio una testa di drago, ecco da lì il nome appunto Dragon Boat, e dietro proprio una l'immagine un po' delle imbarcazioni cinesi che esattamente, è nata proprio da là, dall'oriente, queste imbarcazioni giganti con tutte queste persone. Adesso pian piano è stata presa anche un po' anche qua in Europa e si è aperto proprio un circuito internazionale. Dicevamo con Fabrizio la problematica di fare canottaggio perché uno si organizza meglio, ma qui dovete essere in 20 ogni volta per trovarvi, cioè sì, è complicato difatti, più che fare una partita di calcio perché infatti il tamburino o sbaglio. È un po' un problema difatti trovarsi sempre in 20, però perché adesso con WhatsApp si fa presto. Beh, sicuramente quello dà una gran mano con i gruppi, quelle cose là. Però, i ragazzi, tu come ti sei avvicinato? Esatto. Infatti. Io mi sono avvicinato, anch'io ho iniziato a fare canoa, dopo ho cominciato a fare la canoa canadese, che è uno sport che assomiglia molto al drago, perché comunque è una voga da un lato solo, si voga solo da un lato e nel Dragon Boat è proprio così, perché ci sono, come dicevo prima, ci sono 10 che vogano dal lato sinistro e altri 10 dal lato destro e quindi la canadese aiuta un po' come disciplina. Ecco, la regia prontamente è arrivata sul cellulare eccola qui, sì, di Rossano, esatto. ed eccola qua. Allora qui Rossano ci spiegava prima. Questa è un'immagine che avevo fatto chiaramente col telefono. L'equipaggio non ha completato i posti sulla barca, è una mattinata che tra l'altro Michele ha dedicato a una scuola, quindi ci mettiamo a disposizione anche delle classi che vogliono fare un po' di attività sul fiume ed erano sullo sfondo c'è la seconda imbarcazione che abbiamo, che li abbiamo suddivisi in 2 scafi, hanno fatto un'esperienza sportiva nuova, diversa. Ma ascolta, questa è aperto, si è piaciuta molto. È aperto, cioè se io volessi venire, posso venire?
È aperto a tutti, sì, ci sono comunque due squadre, c'è la squadra vabbè, degli atleti e la squadra Cioè io universitaria. valgo per quante persone sulla barca? 2, 3 almeno? No, beh, insomma, inizialmente insomma, non si può, non si nasce atleti, non si nasce atleti, pian piano con l'allenamento. Io sarei nato atleta, se dopo che... Dopo ti sei rovinato col crescere. Col crescere. Vabbè, comunque è bello, insomma, interessante, penso sia un'esperienza anche da fare, penso che sicuramente non so se c'è solo, Presidente, c'è solo a Padova questa cosa, ci sono anche altre è un'attività circoli. che viene fatta in diversi circoli, Sono ha preso attività molto di regata, gare, campionati sono- italiani e tutto, esattamente, anzi deriva da una federazione internazionale, quindi... Cioè, l'avete provata voi? Sì, io ho fatto C'è due Voga Longa a Venezia per 2 anni consecutivi, quindi sono 35 chilometri, quindi è una cugina del canottaggio. Bene, parlavamo di giovani e di Andiamo a futuro. conoscere un po' gli Andiamo a atleti. conoscere subito gli amici del sedile fisso, giusto? Il gruppo Remiero di Meolo, giusto? Con Fabiana Bergamino, detto giusto? Sì. Sì, che sei la mamma, non detto Io prima. accompagno i miei figli in qualità quindi di genitore. Li ho avvicinati a questa disciplina perché credo che sia un insieme straordinario di elementi. Stare in barca in piedi significa trovare l'equilibrio, trovare anche, quindi sviluppare anche un'abilità rispetto alla trazione dell'acqua, e credo che li porterà ad amare i posti dove si voga e a rispettarli. Quindi non è soltanto un modo per impegnare il tempo, per fare dello sport e stop, ma è molto di più. E loro come hanno accolto questa cosa? Magari lo sentiamo da loro, questa passione Ufficio della marketing e mamma. comunicazione la signora per la federazione. Qui ho Domenico e Spiegato Leonardo molto in bene. fianco alla Qui mamma. abbiamo sia Domenico che Sì, Leonardo. ma Allora, in Domenico fianco- è il più piccolo, il mio secondogenito, che ha 9 anni. Domenico, magari non so se la regia riesce a guardare, se magari ti sposti un Sì, pochino sì, no, perché ma è coperto, lo prendo. lo vediamo. In piedi, Domenico mettiti in piedi. Fai la Sali in voga ai piedi. Sali in piedi Come la perché così voga. ti vedono bene. Com'è questo sport, la mamma che ti ha portato? Cosa gli hai detto il primo giorno quando ti ha portato? Che secondo me era uno sport che mi piaceva tanto. Non le hai detto mamma preferisco fare qualcos'altro? È stato No, no, Tuo le ho fratello detto- aveva già iniziato? Oppure avete iniziato proprio no, assieme abbiamo tutti e iniziato due? insieme. Vieni avanti, vi affiancate così vi siamo tutti e due, anche tu. Anche Leonardo. Eccoli. Leonardo è il fratello più grande. E tu com'hai questa curiosità? Gliel'avevate chiesto voi? Qualcosa che vi aveva incuriosito o proprio tutto è partito dalla mamma, Leonardo? Sì, tutto è partito dalla mamma. E voi siete contenti? Complimenti alla sincerità. Ma la mamma ha mai provato? Sentiamo, Fabiana cosa ci dice? Allora, diciamo che sì, anch'io cerco di allenarmi alla voga, è una pratica difficile. Bisogna sviluppare il fiato, la muscolatura delle gambe soprattutto, perché si sta in barca e bisogna appunto trovare questo equilibrio, e quindi un minimo di preparazione ci vuole. Alla fine comunque per dare dei risultati bisogna allenarsi seriamente e seguire anche una buona alimentazione. E tutto è partito da un progetto scolastico, Più Sport a Scuola, che viene promosso attraverso l'ufficio scolastico regionale. E proprio anche per la passione di una delle responsabili è arrivato questo progetto nella nostra scuola di Quarto d'Altino, e da lì poi è partito un contatto, nel senso che appunto quello poi è stato un contatto che ho sviluppato personalmente e che mi ha permesso di incontrare un gruppo di persone molto valide, con grande esperienza, con un DNA anche, alcuni di loro, e che hanno questo grande desiderio di passare la conoscenza ai giovani, dandogli fiducia e allenandoli con un ambiente sano anche. esatto, dandogli grande fiducia e anche responsabilità, per cui invito tutti proprio ad avvicinarsi a questo sport. Bello spot, Grazie. proprio bello. Complimenti. Ragazzi dello squash, voi non avete mai fatto barca, canoa. Io ho fatto kayak. Dai il Aspetta, microfono. Rocco. Allora, hai fatto Sì, ho fatto kayak. kayak all'inizio. Poi sei passato direttamente allo squash. Sì. Si può fare Non è squash col conveniente. kayak? Non so, ho visto. Oddio, giocare su un kayak non è tanto facile. C'è canoa polo però, non so se c'è ancora. Mi C'è ricordavo ancora, c'è Vigo, ancora, c'è una c'è. società molto efficace. Bene, grazie amici dello squash. Andiamo a conoscere gli altri atleti e atlete invece della canoa e del Chi canottaggio. è che prende il microfono per primo? Pari o dispari, pari o alle dispari. bombe del canon, come si dice una volta. Non scotta. Vai, Ecco, vedi che perfetto. gentile. Ti chiami? Allora, tu ti chiami canottaggio, canoa, dici? Io faccio canoa, mi chiamo Filippo.
E sì, faccio la canottieri Padova e anche Quando hai questo iniziato? ho iniziato in prima media, anche perché prima non è consigliabile, ti consigliano di fare un po' di nuoto in preparazione e di iniziare sì, in un'età un po'. Perché canoa e non canottaggio? Canottieri è famosa anche per il canottaggio in particolare. Ma li ho provati tutti e due prima di iniziare e la canoa mi è piaciuta di più, in più l'avevo provata dei centri estivi e mi ero innamorato di questo sport. È uno di quegli sport, ne parlavamo col tiro con l'arco, no? Che a volte si fanno nei villaggi o nei Ma posti. infatti, Poi forse Rossana ce lo può dire, loro proprio per promuovere anche tutti questi sport con i centri estivi e anche con le scuole, credo, giusto Rossano? Sì, noi facciamo, durante l'anno facciamo, soprattutto chiaramente con l'approssimarsi dell'estate, diamo la possibilità anche alle scuole di venire a fare dell'attività fisica, quindi legata comunque alle specialità, alle mire, alla canottieri. Appena finisce l'anno scolastico iniziamo con i corsi estivi, sia per il canottaggio e il Dragon Boat, e diamo la possibilità ai ragazzi maschi e femmine di sperimentare questo con la massima libertà, quindi gli attrezzi sono un po' diversi, come diceva Filippo. Cerchiamo di consigliare l'approccio non prima dei 9-10 anni, perché comunque le attrezzature hanno delle dimensioni, per quanto quelle da bimbi siano un po' più piccole, e c'è la possibilità di provarlo, ma in maniera molto libera. Deve essere il divertimento la cosa che porta a scegliere. Andiamo avanti, un po' così a passaggio un po' di tutti voi, nome, cognome, l'attività. Matteo Strullato, anch'io faccio canoa, sono compagno di squadra di Filippo. E a me ho iniziato a fare canoa all'età ero in prima media perché c'erano dei miei amici che lo facevano, quindi ho iniziato perché mi incuriosiva come sport e devo dire che mi è piaciuto. Una cosa che ci terrei a dire è che canoa, lo sport che facciamo noi, non è quello che si fa nei villaggi turistici, perché si usano delle imbarcazioni completamente diverse. La canoa è molto più stretta, quella che usiamo noi, e insomma è uno sport di sacrificio. Noi ci alleniamo tanto, però è comunque un bello ambiente. Quanto vi allenate? Magari ce lo dice il tuo compagno in fianco, così lo andiamo a conoscere. Sì, io sono Luca Benetazzo e vabbè, rispondendo alla domanda di quanto ci alleniamo, più o meno gli allenamenti sono tutti i giorni e comunque si può andare anche 2 volte al giorno volendo, gli allenamenti sono sempre liberi. C'è una parte comunque che sicuramente farete in barca, ma anche una parte fuori, forse quella poi fuori con la canoa, è più divertente, è quella che apprezzate di più, immagino. Prevalentemente usciamo più in barca, ma ci sono anche allenamenti in palestra, corsa, cioè si sviluppa tutto. Abbiamo avuto anche una medaglia di bronzo alle Olimpiadi con un canoista padovano. Sì. Certo, Andrea Facchin, che a Pechino è arrivato terzo nel K2. Sì, è un ragazzo che è cresciuto proprio sportivamente alla Canottieri di Padova, dopo lui per scelte anche professionali è passato nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, però di fatto è un nostro socio onorario e quindi noi lo sentiamo un nostro atleta. Anche nella canoa. Certo. Andiamo avanti con i ragazzi che poi mi hanno già chiamato alla pubblicità, quindi sono tantissimi. Chiuderemo poi con loro, chiudiamo con la loro, terza parte. Prego. Io mi chiamo Davide Serafini e ho cominciato a fare canoa kayak in seconda media e poi dopo 1 o 2 anni sono passato a canoa canadese. Che è quella che si voga in piedi, in ginocchio? Un ginocchio solo da un lato. Al sedile fisso no? Non c'è al sedile proprio. Ma qualcuno di voi fa anche Dragon Boat, visto ad esempio tu? Provato oppure no? No, sinceramente non ho mai provato a fare Dragon Boat. Ok. Va bene, facciamo pausa o finiamo? Andiamo avanti con tutti i ragazzi. Sopra e poi una ragazza, pausa. allora adesso, buonasera. Buonasera, sono Elena Guaretto, faccio canottaggio e 2 settimane fa siamo andati a fare i campionati italiani a Sabaudia e io con altre 3 ragazze siamo diventate vice campionesse italiane. Brave, un applauso allora. Grazie. Forse abbiamo anche il video, dovremmo avere forse anche un video, qualche immagine. Non so, su quello... Di quella gara specifica no, però abbiamo del tipo di specialità sì, del 4 di coppia. Bene, quindi è stata un'esperienza positiva. Sì, è stato un grande obiettivo. Sai che chi è vice campione deve tornare qua da campione, quindi l'anno prossimo mi raccomando. Va bene, volentieri. Passiamo al microfono. Sono Luca Chiumento, faccio anch'io canottaggio come la Elena. Ho incominciato anch'io in prima media con i corsi estivi e questo sport mi è piaciuto molto perché
si faceva l'attività all'aperto e anche l'ambiente era molto bello. Ho conosciuto molte persone, mi sono fatto tante amicizie. Bene. Fianco a te? Sei in mezzo a due dame, non dico la figura, ma va bene, nel senso che continuiamo con... Federica Menegatti, canottaggio, maglia azzurra nel 2013, ho partecipato ai campionati europei di Siviglia e ai mondiali di Chungju nell'otto. Nell'otto, sì, l'ammiraglia. Ma quando andate a fare questi armi, si può dire, questa squadra, che siete di società diverse, cioè dovete un po' affiatarvi, immagino, perché lì è fondamentale che ci sia il tempo, il ritmo. Com'è che funziona? Per questo ci sono i raduni che durano circa 3 settimane al mese con la nazionale e quindi l'affiatamento viene così. Poi, però vi portate già, insomma, il bagaglio della vostra società? Purtroppo nel Veneto, nell'otto, no, perché non siamo abbastanza donne e la tradizione di punta è molto scarsa. Alessandra, tu non hai fatto... Ma io ho provato a far canottaggio, forse lo non sa perché se in questa settimana qualche messaggio su tutti quanti i corsisti ha girato, ho smesso per un altro motivo, non perché non mi piacesse, perché abituata all'acqua della piscina, trasparente, non c'è niente. Volevo anche affrontarlo nella terza parte, perché voi siete anche degli angeli custodi dell'ambiente, perché potete vedere proprio a livello dell'acqua qualcosa che non sempre è come dovrebbe essere, ma magari ne parliamo dopo, andiamo però in linea con la regia. Bene. E poi continuiamo. Grazie, a dopo.